Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi alla live splash del vostro bagnetto veneziano. Oggi impareremo una frase che vorrei dire quasi magica, una frase che dobbiamo cominciare a pensarla più spesso, perché vedo troppa gente che vuole essere una locomotiva, quando magari, cioè scusate, un vagone quando magari è una locomotiva, o viceversa, io vedo gente che è una locomotiva cioè, vedo gente che sono vagoni, ma che si atteggiano da locomotive. Noi dobbiamo imparare una frase chiara che è questa. Io voglio essere la soluzione e non il problema. Io voglio essere la soluzione. Quindi ogni giorno noi dobbiamo capire che non dobbiamo essere un problema per noi, per gli altri, per la famiglia, per il compagno o per la scuola, per tutto quello che ci circonda, ma la soluzione. Noi dobbiamo essere un valore aggiunto, noi dobbiamo essere qualcuno che se manca si sente la differenza. Noi dobbiamo essere quelli che fanno la differenza. Quindi, cari miei, prendiamo il nostro circuito nel sito del capitano, no? O nei nostri social, Facebook ad esempio abbiamo un bel gruppo, anzi abbiamo due, i casti sacerdotali e radionica radiestesia teologia del ermetismo, e prendiamo, lo stampiamo e scriviamo questo foglietto. Io d'ora in avanti voglio essere la soluzione e non il problema. Io voglio essere quella persona di valore aggiunto, io voglio essere quella persona che non si lagna mai, ma cerca sempre delle soluzioni. Io voglio essere quella persona che fa la differenza. Quindi scrivete una piccola frase con su, io non voglio essere il problema, ma voglio essere la soluzione. Io voglio essere quella persona che quando manca la gente pensa, cavolo, se c'era lui, questo problema molto probabilmente non nasceva. Questo è un piccolo intento, lo mettete qua sopra, prendete il pendolino. mm, e lo valorizzate. Quando il pendolino si ferma, ecco il vostro intento, lasciate questa frase sopra un armadio con il suo circuito. Non ha bisogno di luce, non ha bisogno di essere puntato al nord. Questo è un valorizzatore con l'abracadabra, chiaramente, della parola magica. Io non voglio più essere un problema, ma voglio essere la soluzione. Io non voglio creare problemi, ma voglio creare soluzioni. Io voglio essere una benedizione per chi mi sta vicino. È una frase semplice, non bisogna mendicare, bisogna solo crederci, perché molte persone vogliono essere dei vagoni quando sono potenzialmente delle locomotive. E vedrete che la vostra vita, d'ora in avanti, con questo sistema, incomincerà adagio adagio, gradino dopo gradino, granello dopo granello, centimetro dopo centimetro, a cambiare. Certo, non sarà un Niagara, non sarà una inondazione, però adagio adagio dovete spostare il pendolino dalla negatività, cioè praticamente da qua a qua. mm. Dovete praticamente cambiare rotta. Quindi per tutte quelle persone che ogni giorno si lagnano, se avete dei figli che ogni volta magari trovano un lavoro e poi cominciano a lagnarsi, oppure vengono a tavola e cominciano a lagnarsi del cibo, oppure perché nel DNA purtroppo hanno preso qualcosa che non è vostro, perché voi siete delle locomotive e avete dei figli, dei compagni, dei parenti che sono delle piaghe, sono peggio che, come si dice, palle al piede, allora scrivete il nome, di quella persona con su un intento. Io voglio che Caio Sempronio non sia più un problema, ma una soluzione. Quindi cosa fate? Stampate questo circuito, lo andate a cercare, è gratuito, e poi lo posizionate sopra un armadio e lo lasciate lì fin quando questo problema non diventa una soluzione. È una parolina magica, semplice e chiaramente potete anche pensarla prima di addormentarvi e quando vi svegliate. Quando vi svegliate, io non voglio più essere un problema per questa famiglia, ma una soluzione. Io non voglio più che peso sugli altri. Io voglio essere una persona che non va in giro sui social a mendicare, ma a dare. Io non voglio più essere uno che corre dietro al menestrello,
a quello che è la conta più grossa. Io voglio essere una locomotiva, un aiuto per gli altri. Bene, cari amici, detto questo, il vostro maglietto, se sapete che se volete un consulto ci sono, il Degano e il maglietto veneziano sono sempre qui per voi. 20 euro, 45 minuti. Grazie e alla prossima, ciao.